Giacomo capitolo 5. Contro l'oppressore ricco. E mo a voi ricchi, che campate in ricchezza, che agnete è luccato per tutte quelle sbature che stanno per in coppa a capa vostra. Perché ricchezza vostra si stanno infracetando e veste vostra si stanno staffugando e tarla. Tutto l'oro vostro e tutta l'argento vostro stanno consumando a ruzzim. E tutta quella ruzzima allora si alzeranno un giorno contro voi e si strafugaranno la carne vostra come un fuoco. Avete solo accucchiato tesoro, perché è l'ultimo giorno. O vi canne che la mesata che voi vi ha rubata, e faticature vostre, che hanno mettuto a terra vostra, lucca innanzi al Signore. E tutte le strille che hanno mettuto sono arrivate già in orecchie al Signore, e la sercita. Vi siete strafugate, coppa a terra, e vi siete saziati di piacere, vi siete inghiattuti per giorno dello scannatorio. Avete condannato l'uomo giusto, e chi non è più capace sarà innanzi a voi. A pazienza. Frate mio, a voi ricchi, campate rinda la pazienza, insieme è venuto lo Signore. Guardate parzonare, chi si aspetta che la pazienza che lo frutto assai prezioso, che terrà la terra insieme a quando non avrà avuto i chioppi della sfrunnata e i chioppi della primavera. Aspettate pure voi che la pazienza, rinfrancate i cuori vostri, perché è venuto lo Signore assai a vicino. Non ve lagnate mai, frate mio, l'uno con l'altro, per non essere giudicato malamente. O vi canna, o giurese, già sta vicino a porte vostre. Pigliate, frate mio, come ad esempio e supportazione alla pazienza e i profeti che hanno parlato a nome del Signore. O vi canna, noi chiamiamo viata tutti quelli che supportano ogni cosa in la vita allora che la pazienza. Avete sentito pure voi parlare, la pazienza è Giobbe, e conoscete pure voi che è la sorte che il Signore tenette stivata per essa sino alla fine, perché il Signore è sempre chi ne amore e chi ne pietà. Non giurate. A coppa ogni cosa, frate mio, vi dico, non giurate mai né per cielo né per terra, e manca per nessun'altra cosa. Ma quando decide sì, a destra ovvero sì, e quando decide no, a destra ovvero no. Se non volete essere castigati dal Signore. L'unzione era inferma. Chi fra voi malapatesce, priasse, chi sta in da priezza, cantasse i salmi, chi sta malato, chiamasse a vicino essa i prievi della chiesa, e chi si priasse non vuole essa, e lo ugnessero con l'uglia santa in nome del Signore. E che la preghiera fatta che la fede salverà chi lo malato, perché il Signore lo farà sosra rindolietta, e se avrà fatto peccato, chi saranno pure perdonati a Dio. Confessate perché questi peccati vostri l'uno con l'altro, e pregate l'uno con l'altro se volete sta buona, perché conta assai che la preghiera in nome giusto sia farà che la fede. E lì era pure essa, non come a noi, però con tutte le forze sue, perché non chiudesse, e così succedetto veramente, perché non chiudette per 3 anni e 6 mesi, coppa a tutta la faccia della terra. Poi prai nata volta, e il cielo scennette l'acqua, e la terra portai nata volta i frutti suoi. A correzione, fratello. Frate mio, se uno di voi sarà rinda la verità, e nata è capace di far tornare nata volta rinda la verità, sapesse che chi che fa tornare un peccatore rinda la vita sua, chi ne sgarra, coppa la via buona, salvarà l'anima sua rinda la morte, perché i peccati suoi saranno perdonati, lo Signore.